Grazie Luce per l'introduzione, grazie per l'opportunità di parlare qui davanti a voi di un progetto che ci sta molto al cuore. Abbiamo cominciato, come sapete, probabilmente abbiamo festeggiato l'anno scorso 50 anni del Yacht Club Costa Smeralda. Io sono segretario generale del Yacht Club e anche segretario generale della fondazione, che vi spiego adesso come siamo arrivati a questo step. Chiaramente i primi 50 anni per noi sono stati molto importanti, abbiamo fatto una bellissima stagione l'anno scorso e ci siamo chiesti cosa possiamo fare come Yacht Club, visto che abbiamo goduto di questo bellissimo mare per 50 anni, fosse arrivato il momento, con tutte le problematiche che vediamo ormai anche nei giornali, con la plastica, con tutto quello che purtroppo l'uomo crea di immondezza, e di altri fenomeni naturalistici, pesca e di tutto di più, nei nostri mari purtroppo sono ben diversi di 50 anni fa. Perciò cosa possiamo contribuire noi come Yacht Club? Numero uno, che le persone sono informate di quello che succede. Numero due, dare un nostro contributo anche sulla educazione e sull'informazione giusta. E anche poi noi stessi dobbiamo essere dei primi, se noi cominciamo a predicare, dobbiamo essere dei primi di dare un esempio. Perciò noi abbiamo lanciato questa sfida con un forum che abbiamo organizzato a Milano a novembre l'anno scorso, a ottobre in realtà, che ha avuto un successo direi inaspettato. Abbiamo avuto 600 persone. A livello internazionale abbiamo lavorato con UNESCO, con la SPAC Bocconi, perché giustamente noi non siamo né scienziati né specializzati in questo campo, perciò abbiamo preso un po' la guida di chi ne capisce e chi sa qualcosa. Abbiamo lanciato questo forum, adesso vi faccio vedere breve il video che fa un po' un riassunto di questi messaggi, e anche bene perché magari se alziamo un po' il volume vi sveglia un pochino, visto che siamo ancora in mattinata. Prego. C'è bisogno di una call to action. Cercando di ristabilire l'equilibrio fra uomo e natura. Possiamo vincere la sfida. Abbiamo raggiunto il punto di non ritorno. Dobbiamo agire adesso, oggi. Agire con concretezza e con impegno. Our life depends on the ocean. The ocean is what is sustainably managed with science that is really serving the society. Quello che abbiamo, quello che stiamo per perdere e quello che abbiamo già perso. Do we want our children's sunsets to look like this? This condition should be alarming to us all. We need to be reactive. Fare sostenibilità, fare soldi e addirittura anche aumentare la popolazione è possibile. Quando vedo una discarica mi immagino una miniera d'oro. L'essere sostenibile garantisce la possibilità di essere sul mercato domani. È importante, necessario e si può fare coniugare la scienza, la bellezza, la salvaguardia del mare. My ultimate goal is not just to sell toys, but I think there should be ocean souls everywhere around the Indian Ocean and particularly over in Asia. Are you willing now to take a pledge for the environment? Are you okay to cut your meat consumption by half? Respect the ocean, respect the other, respect yourself. Grazie a tutti. Questa è una grossa sfida e dobbiamo tutti lavorare insieme. La plastica non ha confini. Rischiamo di avere nel 2050 un rapporto in mare fra plastica e pesce 1:1. Come mai noi siamo così indietro nella conoscenza del mare rispetto a quella dei sistemi terrestri?
Credo che le potenzialità di questo forum siano enormi per raggiungere le singole coscienze. Possiamo fare o non fare determinate azioni. Switch or not switch the climate change. So I feel that ocean literacy took a big bump then. L'obiettivo della Carta Smeralda è stimolare organizzazioni e individui a condividere e mettere in pratica i suoi articoli. La Carta Smeralda è un documento importante. Abbiamo bisogno di parlare con una sola voce. One ocean, one voice. Si tratta, crediamo, di uno strumento innovativo e a nostro modo di vedere deve diventare un punto di aggregazione. Una firma simbolica. La nostra prima intenzione è di farlo qui, in Sardegna, perché a casa nostra è qua. Purtroppo, essendo poi ottobre e avendo un programma concentrato su due giorni, avendo molti ospiti, soprattutto che vengono dall'estero, Stati Uniti, Los Angeles, Paul Kayart, UNESCO, era logisticamente abbastanza improponibile di far viaggiare loro solo per 2 giorni qua. Abbiamo preferito di farlo a Milano perché l'obiettivo alla fine era veramente di prendere questo messaggio, di amplificarlo, dell'importanza di quanto ci sta al cuore l'oceano. E credo per la Sardegna, essendo un'isola nel Mediterraneo, che purtroppo è uno dei mari più inquinati al mondo, e questo è un dato di fatto purtroppo, anche se quando c'è maestrale pulisce tutto, però la spazzatura la porta da un'altra parte, poi cambia il vento e la spazzatura torna indietro. Perciò purtroppo il Mediterraneo è chiuso. E credo che per noi operatori, perché ci metto anche noi dentro, il mare è fondamentale. C'è la Sardegna senza bellezza del suo mare purtroppo perde completamente l'attrattività. Perciò quello che serve è proiettare un po' la nostra visione non solo a oggi o a domani quando c'è il maestrale e tutto è bellissimo, però un po' altrove. Se noi guardiamo tutte le spiagge e noi portiamo ormai una volta al mese quasi fisso i nostri bambini della scuola vela a pulire le spiagge, organizziamo delle azioni del genere, purtroppo ti rendi conto che arriva ogni giorno. Perciò è un problema veramente gigantesco e credo che ognuno di noi deve realizzare che può far parte della soluzione. E lì nasce dal forum il discorso della Carta Smeralda. La Carta Smeralda è un codice etico cercando di creare una cultura in tutti noi e soprattutto anche nelle nuove generazioni di stare attento, una cultura di stare attento all'ambiente, che è tutto collegato, cioè quello che ognuno di voi, me compreso, decide ogni giorno cosa compra, cosa non compra al supermercato. C'è tutta questa plastica monouso che tu prendi un pacchetto, apri perché è confezionato dentro un sacchetto di plastica che lo uso per 2 secondi, però poi questa plastica rimane, non viene magari riciclato perché anche i dati di riciclaggio, se partiamo per esempio da città come Milano che ha vinto il premio della città in Europa con più riciclaggio, stiamo parlando di percentuale del 55%. E questa è la città numero 1 in tutta l'Europa. Cosa succede con il resto? Perciò non voglio neanche pensare a altre zone, altri paesi. Perciò queste sono decisioni di prendere ognuno di noi cosa compro, cerca di eliminare questa plastica monouso che usi per 2 secondi però poi rimane per centinaia di anni. È sbagliato come cultura, come concetto. Perciò la Carta Smeralda prende spunti su un codice etico che ognuno di noi può cambiare nella sua vita, sia come individuo, sia come associazione, come società, come albergo, come, non so, tuo Pareto, no? È tutta una serie di concetti. Vi ho portato questo piccolo foglietto che abbiamo fatto, che è un po' un riassunto, con dei punti che sono un po' sono 10 punti, molto semplici, però abbastanza profondi. Se poi cominci a leggerlo, ti rendi conto che veramente ci sono delle cose che ognuno di noi può fare. Come ho detto prima, noi come Yacht Club abbiamo cercato di fare il primo passo con noi stessi, perciò abbiamo invitato la Bocconi per fare un audit di sostenibilità, perché comunque io come Yacht Club, non so se chi di voi conosce la nostra struttura, siamo
un albergo, nel senso abbiamo in tutti gli effetti, abbiamo 24 suite, ristorante, bar, facciamo catering, abbiamo lavanderia, organizziamo le regate a mare, perciò è una struttura come vicino a tanti altri alberghi in Sardegna, perciò quello che noi abbiamo fatto è un audit interno di quello che si può fare per essere più sostenibile, nel senso meno impatto sull'ambiente. E lì sono partiti tanti punti, abbiamo cambiato tutta la nostra energia che adesso acquistiamo al 100% da fonti rinnovabili, certificati, può fare ognuno di noi. Abbiamo eliminato tutto il monouso delle plastiche, praticamente tutto il club. Sono scelte di acquisto, noi prendiamo tutti i bicchieri che abbiamo, noi facciamo dopo l'after race, dopo la regata, di tradizione di dare la birra a tutti i regatanti. È chiaro con i nostri numeri, se parlo del Swan Cup con 3.000 persone, 3.000 regatanti, si parla di un bel po' di, no? Uso il bicchiere di plastica o lo cambio in certificato PLA che viene che è 100% biodegradabile. Sono scelte, magari mi costa un pezzettino di più, però almeno non ho l'impatto. Posso cambiare tutte le bottiglie di plastica, visto che i regatanti normalmente quando vanno in barca, giustamente stai fuori tutto il giorno, c'è un po' di sete. Invece di usare le bottigliette, di comprare al supermercato, cominci a usare le pocce. No? Sono tutte piccole catene, piccole scelte che ognuno di noi può fare, basta pensarci sopra. E non è che sono delle rivoluzioni con investimenti giganteschi. Perciò questo credo è importante anche quando pensiamo un po' proprio alla nostra realtà, di quello che è l'offerta della Sardegna per il mercato internazionale. Ormai tutti noi siamo abituati che vai in un negozio supermercato bio, ti aspetti già che paghi un pochino di più, giusto? Però visto che la crescita nei numeri per i mercati bio, vuol dire che il consumatore è pronto a darti questo premium. E secondo me la stessa cosa vale nelle strutture alberghiere, turistiche degli operatori o destinazioni. Io sono ben felice di darti qualcosa in più se tu mi fai vedere che tu, alla tua isola, al tuo mare, alla tua spiaggia, al tuo ambiente, ti prendi cura. Soprattutto quando parliamo di turisti che ormai diventano sempre più informati, perché ormai lo leggi sui giornali quello che succede. Il turista apprezza il fatto che tu fai qualcosa, lo vediamo quando noi facciamo le pulizie delle spiagge. Spesso tu stai accanto ai turisti, ti metti la maglietta con le pulizie di spiaggia, ti metti i guanti con i bambini che cominci a raccogliere e stranamente poi anche loro si mettono a raccogliere la mondezza. Perciò sono messaggi positivi. E credo che sarebbe bellissimo vedere la Sardegna come tutto un parco naturale intero, mare, terra, che si promuove così sul mercato turistico. Credo che ha un potenziale di crescita enorme. Perché altre destinazioni, se guardi la Spagna, Costa Brava, ormai cosa vuoi fare lì? Una volta che hai costruito tutti i grattacieli è andato. Noi abbiamo un potenziale enorme perché la densità è bassa in Sardegna, la bellezza naturale è incredibile, perciò il mio è un po' un appello di stare attento a questo, perché io sono sicuro e convinto, non so se c'è un assessore di turismo, però credo che vale la pena proiettare questo nel futuro. Veramente se noi riusciamo a mettere sulla Sardegna un timbro eco-label, cioè che è un'isola veramente che ci tiene tantissimo al suo ambiente, credo che ci sono da guadagnare per tutti, soprattutto per le future generazioni. E anche l'educazione è importante. Sull'educazione adesso partiamo con il secondo video che abbiamo creato per il forum che spiega un attimino, anche con dati scientifici, la situazione di adesso. La vita ha avuto inizio nell'oceano e senza l'oceano la vita potrebbe finire. Eppure, mai come oggi, l'oceano e i mari sono minacciati, invasi ogni anno da enormi quantità di rifiuti, carta, legno, metallo e tonnellate di plastica, che arrivano da terra e si rompono lentamente nell'acqua salata, fino a diventare frammenti piccoli 5 mm, le microplastiche. Queste particelle causano ogni anno la morte di uccelli, mammiferi, tartarughe e pesci e colpiscono in un modo o nell'altro tutti gli animali marini, dal minuscolo krill ai grandi predatori,
per arrivare a noi attraverso il cibo che mangiamo. Nel 2050 potrebbe esserci più plastica che pesci nell'oceano. E poi ci sono i cambiamenti climatici. L'oceano copre il 70% della superficie terrestre, trasporta il calore dall'equatore ai poli, regola il clima e fornisce l'acqua che beviamo. Più alta diventa la temperatura superficiale dell'oceano, più frequenti diventeranno uragani e inondazioni. Più aumenta la quantità di gas serra immessi nell'atmosfera, maggiore l'anidride carbonica sciolta nell'acqua e maggiore l'acidità dell'oceano. Una grave minaccia al pianeta, pari a quella del riscaldamento climatico, con conseguenze imprevedibili sulle catene alimentari, sul benessere dell'oceano e nostro. Proteggere l'oceano vuol dire proteggere il nostro presente e il nostro futuro. Ecco perché ci piace l'economia blu, che punta su ricerca, innovazione e tecnologia per cambiare il nostro modo di produrre, distribuire e consumare. Soluzioni innovative nelle attività marittime, nei trasporti, negli strumenti finanziari. Possiamo vincere la sfida. Essere sostenibili e creare nuove opportunità di lavoro, in un mercato, quello delle risorse e industrie del mare, che vale 3.000 miliardi di dollari l'anno. Possiamo proteggere però solo ciò che conosciamo, apprezziamo e amiamo. È questo lo scopo dell'Ocean Literacy. Ricercatori, educatori, divulgatori, volontari, tutti noi abbiamo un compito importante: comprendere come l'oceano influenza la nostra vita e come noi influenziamo la sua. Prenderci cura dell'oceano è prenderci cura di noi. E cominciare a essere responsabili verso di noi, responsabili verso la natura, che noi siamo parte dell'universo, siamo ospiti qui. E poi soprattutto verso le nuove generazioni. E credo che la speranza, e anche quando parliamo adesso un po' di business, in questa cifra, 3.000 miliardi di dollari sulla Blue Economy, è una cifra pazzesca. La Comunione Europea sta lanciando una serie di progetti proprio sul discorso di Blue Economy. Noi vogliamo fare un report adesso insieme con la Bocconi e con McKinsey, che speriamo diventa un po' un benchmark, vogliamo introdurlo l'anno prossimo quando facciamo il nuovo forum a fine anno, cercare di fare una mappatura per chi è interessato a investire su questo mercato, perché è un mercato dove non c'è ancora la concorrenza, o se c'è è molto poca, contano l'innovazione, contano le nuove idee, e soprattutto quello che è uscito fuori prima, anche il discorso di best practice, che anche voi state cercando di proporre qua, che secondo me è fondamentale, perché è inutile che uno deve sempre reinventare tutto. Cerchiamo di capire cosa funziona magari in una piccola comunità in Indonesia, perché hanno trovato una soluzione sullo stesso fenomeno che puoi usare qui in Sardegna, perché no? E per questo abbiamo cercato, dopo il forum, dopo questi messaggi, ok, qua non basta di fare un one-off, una conferenza e poi lasciamo le cose lì. Abbiamo cominciato a creare una fondazione che è stata ufficialmente riconosciuta adesso a febbraio di quest'anno e ci siamo imbarcati su una serie di attività. Yacht Club Costa Smeralda è l'unico fondatore della fondazione, la principessa è il presidente anche della fondazione, il nostro Commodore è dentro la fondazione, io sono nella fondazione, probabilmente facciamo un po' tutti le stesse cose, però abbiamo anche delle persone, abbiamo preso un scienziato marinbiologo che lavora con noi full time proprio per evitare di andare su direzioni che poi magari diventano un po' borderline. Cerchiamo sempre di avere il lato scientifico prima di tutto di quello che facciamo, perché poi è facile che si perdano fra messaggi che girano un po' per fare un po' questo effetto wow. Cerchiamo di avere sempre una base scientifica di quello che facciamo. Le varie attività che abbiamo fatto fino adesso, da febbraio, qui poco fa è stato da noi Mauro Pelaschier. È chiaro che noi siamo partiti dal campo che conosciamo meglio di tutti, che sono i Yacht Club. Noi siamo partiti dalla filosofia, e se noi vogliamo divulgare la Carta Smeralda, questo codice etico, cercando di creare questa cultura, partiamo
da chi ci conosciamo, che sono gli altri yacht club. Noi per fortuna negli ultimi 50 anni credo che ci siamo fatti un nome abbastanza forte in questo ambiente, e siamo partiti parlando con i nostri colleghi, perché in teoria chi si iscrive in un yacht club vuol dire che ama il mare, vuol dire che ama la vela, ama andare fuori anche con la barca a motore, magari a pesca, però comunque ama questo ambiente, che è questo blu enorme che copre più del 70% del nostro pianeta. E cerchiamo di fare educazione perché sfido chi di voi è consapevole o sapeva che più del 50% dell'ossigeno che noi risparmiamo viene dal mare. Noi siamo tutti stati educati, me compreso, anche se sono stato educato in Austria, quanto è importante la foresta pluviale, che è tutto il discorso della fotosintesi. Ecco, ancora se guardo i libri oggi dei miei figli, 8-10 anni, comunque parlano di questo, non parlano del mare. Sì, c'è la Posidonia, però c'è tutto il plankton, tutto il microplankton. Perciò c'è quando cominci a parlare del mare, siamo stati non so quante volte sulla Luna, però veramente noi conosciamo, anche sulla mappatura dei nostri oceani, ma neanche il 5%. È pazzesco, è spaventoso, è il nostro pianeta, siamo qui. Perciò ho letto un altro dato pazzesco, che ogni anno si scoprono 2000 nuove specie nel mare, è una roba incredibile. Com'è possibile? Poi non so quanti spariscono anche purtroppo, o cominciano a sparire, perciò se non ci rendiamo conto che è tutto collegato, la foresta pluviale è collegata al mare, è collegato al clima, nel senso noi ci meravigliamo perché abbiamo qui magari, non so, l'estate 2017 è stata troppo secca, quest'inverno ha piovuto tantissimo. Quali sono gli effetti? Gli effetti sono globali, arrivano magari dall'Atlantico, dove adesso c'è sempre più acqua dolce che entra dentro dai poli, perciò si rallenta la corrente dell'Atlantico, purtroppo è misurato negli ultimi 20 anni, che avrà dei effetti sul clima, o ha già dei effetti sul clima drammatici, se guardiamo il futuro. Perciò è importante quanto velocemente la società riesce a adeguarsi a questi cambiamenti, o anche prevederli. È inutile andare in giro così e pensare, non so, quando arriva l'acquazzone è un one-off. Non è così, diventa sempre più frequente, perciò cominciamo a prepararci. Non è un discorso di allarme, è un discorso di allarme consapevole, nel senso anche di cominciare a fare le scelte giuste, sia per noi come persone, per le nostre famiglie, però anche come operatori con quello che facciamo come business. Perciò anche qui, di nuovo, con la tecnologia che abbiamo, con il know-how che abbiamo, con l'avanzamento che abbiamo, digitalizzazione, internet, tutto quanto, secondo me abbiamo tutte le cose in mano per poter frenare tutto questo fenomeno che sta arrivando. Però dobbiamo essere consapevoli. Perciò lì è un discorso di educazione per le nuove generazioni, perché abbiamo scelto apposta la lingua, la voce di un bambino, perché la voce di un bambino, quando sei adulto, che ti racconta e ti insegna, te adulto, magari ti lascia un po' un segno. Quando arriva il tuo bambino che dice guarda papà, così non devi fare perché così, magari stai un po' più attento. Perciò era un po' la voce della futura generazione, e questo è un po' un messaggio che noi stiamo cercando di trasmettere a tanti yacht club. Vedo qua i nostri colleghi di Potrotondo, grazie anche a loro che ci stanno accompagnando in questo viaggio, come tanti altri. Abbiamo lanciato Mauro Pelaschier, che tutti voi conoscete come skipper di Azzurra dell'83, che è un nostro ambasciatore, insieme con Paul Caillard. Usiamo questo network cercando di entrare in contatto con tanti altri yacht club, con velisti appassionati, cercando di sposare lo stesso messaggio e fenomeno. Poi Mauro ha fatto un giro in tutta l'Italia, si è fermato in 12 tappe con la sua barca, promuovendo in tutti questi circoli la Carta Smeralda, invitando tutti i bambini delle scuole vele, facendo pulizia delle spiagge, lasciando un po' questo messaggio educativo. La stessa cosa adesso sarà ripetuto probabilmente anche durante l'inverno, in tutte le zone dove non poteva andare con la barca,
e cerchiamo di ripetere esattamente la stessa cosa, divulgando questo messaggio. Questa è una delle, diciamo, delle attività principali che vogliamo portare a fine con la fondazione, e poi lanciano altre attività, come adesso la Barcolana. Barcolana, certamente ci serve la comunicazione, perciò più persone riusciamo a arrivarci meglio è. Barcolana adesso a ottobre, noi saremo parte istituzionale, siamo parte istituzionale della Barcolana con One Ocean, con la fondazione, e anche lì con la partecipazione di più di 1000 imbarcazioni cerchiamo di divulgare questo messaggio. La fondazione chiaramente è non profit, viviamo da alcuni sponsor e soci o non soci che vogliono sostenerci con, dandoci delle donazioni. E l'obiettivo della fondazione chiaramente è di stare completamente sui piedi da solo, nel senso che non ha più bisogno del grande fratello del Yacht Club come finanziamento, perciò quest'anno spero riusciamo a farlo. Chiaro che il messaggio dell'educazione per noi è molto forte, per quello che collaboriamo con Bocconi, collaboriamo con UNESCO e adesso da ottobre anche con McKinsey su questo report che sarà molto importante sulla Blue Economy, torno di nuovo sulla parte business. E lì i problematici, abbiamo anche invitato una signora sarda, si chiama Geobull, credo la società, che produce la lana per edilizia, che è molto molto brava perché ha lanciato lo stesso prodotto, ha mostrato che usandolo in tutte le marine assorbe tutti, cioè se uno ha un oil spill o la benzina, che succede purtroppo spesso nelle marine, la lana naturale riesce ad assorbirlo quasi come un tappeto in maniera incredibile, e poi c'è, perciò credo che è una cosa, un best practice anche questo da applicare in tutte le marine subito, perciò costa poco, è un prodotto naturale. L'abbiamo qua in Sardegna, fa parte di queste eccellenze che riusciamo a esportare dall'isola. Abbiamo organizzato un round table al Yacht Club, credo, 2 settimane fa più o meno, dove c'era anche Lucio. È un'iniziativa che abbiamo lanciato proprio per trapassare questo messaggio. Lavoriamo con CNR, è venuto un scienziato del CNR di Venezia, spiegando un po' tutto questo fenomeno anche sull'importanza della sostenibilità per il mare. Abbiamo invitato vari operatori, lì era soprattutto Galura, e anche lì abbiamo sentito dei esempi che partono da chi organizza charter, cioè 35 barche charter a Portisco, un albergatore, adesso non mi ricordo dove era, forse vicino a Bosa, che dà ai suoi clienti dei sacchetti della mondezza con i guantini e dice: per favore, quando andate in spiaggia aiutateci a raccogliere anche voi la spazzatura, quello che portate indietro vi offro vino, e tanti lo fanno. Perciò sono dei piccoli esempi che queste cose vengono apprezzate, questo è un po' il messaggio che voglio lanciarli. Altre attività che stiamo facendo, stiamo cercando di creare questo network a livello internazionale, anche proprio con la community. Abbiamo lanciato adesso, che non è ancora pubblico, un piccolo braccialetto che è questo qui, una goccia, argento riciclato con la cordicina a cotone, 49 euro, metà va alla fondazione. Perciò stiamo cercando di creare un po' un community con queste cose. Come? No, sì, però For Ocean lo fa con la plastica. Io con la plastica non lo voglio farlo. Sì, lo so, è vero. Però anche questo è un best practice, no? Perciò se funziona per altri... Scusa? Bah, io non so quale materiale loro è fatto, è solo plastica o c'è anche l'argento? Ok, da noi fa un po' più argento, va.
Poi è chiaro che oggi molto viaggio sui social network, no? Soprattutto quando cerchi di fare community. Perciò uno dei nostri focus è di creare più velocemente una community con tanti followers che vanno che si iscrivono, Instagram, che ci seguono, che firmano la carta Smeralda. Questo è un appello che faccio a tutti voi, perché chiaramente con più massa critica puoi avere voce sia a livello politico sia a livello istituzionale, per veramente cercare di cambiare qualcosa. Se vogliamo presentarci con operatori tipo, non so, Esselunga ai supermercati, parlando del packaging dei vari prodotti, di ridurre qualcosa, più follower hai, più voce hai in capitolo. Perciò un appello a tutti voi, spero che ci credete tutti, andate sul sito, seguiteci, quello che facciamo, anche commenti critici, perché no, se avete delle idee, ben venga. Un'altra cosa, un'altra informazione, noi stiamo, anche questo è interessante, da quest'anno stiamo cercando attivamente di collaborare con il Parco della Maddalena, perché nel passato non era proprio un esempio, diciamo, almeno secondo noi, i commenti dei nostri soci, di una felice gestione di un parco marino. E credo che noi diventiamo credibili anche come fondazione se davanti a casa nostra riusciamo ad avere un parco marino che veramente funziona. Funziona vuol dire che viene percepito anche dall'utente che c'è una comunità che c'è un parco che viene usato sia per lavori scientifici, sia per c'è una polizia, nel senso uno è felice di pagare anche questo ticket per l'ingresso, però poi vanno seguite certe regole e qui purtroppo o le regole sono che non funzionano perché o il parco è troppo vasto, nel senso non riescono a controllarlo, non possono neanche controllarlo in un certo senso perché poi non hanno l'autorità su certe cose, cioè, c'è tutto un marasma un po' politica e regole e noi cerchiamo di dargli una mano, di entrare anche noi a far sì che questo parco funziona. Credo che un biglietto di visita bellissimo per tutti, è molto importante, perciò anche per le scuole, per tutti, perciò credo che è solo importante. Con questo io non voglio essere troppo secco, nel senso su tutto il discorso, però credo il messaggio che ho cercato di lasciarvi all'inizio, e sono convinto di questo, ormai sono in Sardegna da più di 15 anni, in varie posizioni. Arrivo dalla gestione di alberghi, adesso da 11 anni lavoro ho la fortuna di lavorare con l'Aga Khan al Yacht Club. E sono convinto di quello che conosco dall'isola, che vedo anche in paragone a tante altre destinazioni in Europa, che la Sardegna ha un potenziale enorme davanti a sé. E dobbiamo solo fare il sistema e trovare un po' la strada giusta, e secondo me il discorso della sostenibilità, di proteggere quella bellezza che abbiamo oggi, è uno dei messaggi fondamentali e va promosso in tutti i modi. E lì è anche un discorso di educare il visitatore, cioè nel senso, se io ti educo, io ti responsabilizzo. Noi abbiamo lanciato un'app adesso per le nostre regate che spiega proprio le regole che io mi aspetto da te quando tu vieni qua. Io ho fatto pulizia a casa mia, nel senso pratico, no? Ho eliminato tutte le bottiglie di plastica, ti do le bocce, ho fatto un refill station per l'acqua. Sono tante cose, però io mi aspetto da te, quando tu vieni a casa mia, che la Sardegna, tu devi rispettare questo. E secondo me questo è il messaggio giusto, viene apprezzato. Perciò con questo noi possiamo fare una grande differenza verso altre destinazioni, che poi mi auguro che il suo impatto economico positivo per tutti voi. Con questo vi lascio. Grazie mille. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.